Si sono vissuti momenti di paura lungo il fiume Brenta quando un'anziana è stata vista immergersi nelle acque gelide del fiume e adagiarsi per farsi trasportare dalla corrente sotto gli occhi di decine di persone che stavano camminando, passeggiando lungo le rive del Brenta. Provvidenziale l'intervento di un gruppo di donne. Sì, perché non si sono perse d'animo e hanno fatto di tutto per salvarla. Hanno formato una catena umana. La più giovane di loro è entrata in acqua sfidando la forza della corrente e ha raggiunto la 73enne allungandole un bastone. Nonostante la difficoltà hanno mantenuto la calma e parlandole per farla desistere dal compiere un gesto estremo sono riuscite a convincerla ad accettare il loro aiuto. L'anziana è stata riportata a riva. Nel frattempo erano stati chiamati i soccorsi, sul posto i vigili del fuoco di Bassano e i sanitari del SUEM 118 che hanno preso in custodia la donna e l'hanno portata al San Bassiano per accertamenti e cure. C'è da capire il perché di questo gesto, forse una solitudine diventata insopportabile. Lungo il Brenta sono arrivati anche i carabinieri che si sono presi cura delle 4 donne, soprattutto della più giovane che si era immersa nel fiume, e gli agenti del commissariato di polizia. I militari hanno ascoltato le testimonianze delle 4 persone che hanno avuto la prontezza di evitare che si verificasse una tragedia. E in questo 8 marzo, giornata delle donne, questa vicenda vissuta da donne racconta sì un dolore, una tristezza dell'anima, ma racconta anche la forza e la volontà di non arrendersi, di agire, di ascoltare, di allungare una mano per salvare una vita e saperla afferrare per salvarsi la vita.